Nona corsa, premio l'Arabello Blu, ancora 3 anni, sono in 8 al via dopo il ritiro del numero 5, 1 Betty Boop Jet, Andrea Farolfi, 2 Balossa D, Vincenzo Piscuoglio, 3 Balilla Slide, Andrea Vitagliano, 4 Bondo Jet, Roberto Andreghetti, 6 Beverly K, Francesco Pettinari in seconda fila, 7 Bolerus, Marco Stefani, 8 Benedetta Jet, Antonio Di Nardo, 9 Baby Doll Lux, Antonio Velotti. Stacco della macchina, veloci, Betty Bop Jet e Balilla Slide che si accoda a secondo, mentre dalla seconda fila parte bene Bolerus che si mette terza alla corda davanti al 2 di Balossa AD, mentre c'è uno scarto di Benedetta Jet che poi si riprende, mentre invece rompe Beverly e K. Numero 6 Beverly e K squalificato. 14,5 per la figlia di Fromabow con insulchi Andrea Farolfi, Balilla Slide seconda posizione davanti a Bolerus, tanto 400 in 30 secco, 15,5 la seconda frazione, poi vediamo in quarta posizione lungo la corda Balossa D, a precedere ci sembra il numero 4 di Bondo Jet, intanto 600 metri in 46,2, siamo al passaggio davanti alle tribune, tutti in fila indiana, dietro a Betty Boop Jet che conduce, su Balilla Slide, Bolerus, Balossa D, Bondo Jet, Baby Doll Lux che accenna a spostare, anticipata da Bondo Jet, intanto il giro va via in 1,5, sempre in vantaggio la figlia di Fromabow di Walter Zanetti con Andrea Farolfi in sulchi, Balilla Slide seconda alla corda davanti a Bolerus, chilometro va via in 1,17 secco, in quarta posizione sempre Balossa D a precedere Bondo Jet, retta di là con Andrea Farolfi che ora allunga con Betty Boop Jet davanti a Balilla Slide e Bolerus che mantengono. Intanto c'è l'errore di Balilla Slide a 400 Numero dalla conclusione 3, Balilla Slide, e quindi Bolerus che si mette squalificato. sulle tracce della battistrada che cerca la fuga. Per evitare il piccolo calo finale dell'ultima volta, Bolerus è una lunghezza, ultima curva passata in 14,7, retta Numero d'arrivo 2, con Betty Boop Balossa Jet D, in vantaggio squalificato. su Bolerus, ma Betty Boop Jet ha preso vantaggio importante e regala il triplo ad Andrea Farolfi. Secondo posto per Bolerus davanti a Bondo Jet, per il quarto distanza Benedetta Jet, 29,4 chiudere, 1,15,5 la media al chilometro per Betty Boop Jet, Andrea Farolfi, Walter Zanetti. Per allevamento Toniatti la vittoria per questa figlia di Fromabow dopo il secondo posto dell'Ultimate Gentleman viene a vincere in un sicuro percorso da battistrada.